Christus Vivit è il titolo dell'esortazione apostolica firmata dal Papa questa mattina, esito del lavoro del Sinodo sui giovani, la firma nella Casa Santa al Santuario Mariano di Loreto. Un richiamo alla conversione per riscoprire nella vita la presenza di quel Dio che Maria ha saputo riconoscere e accogliere. Lo ha chiesto il Vescovo al Santuario di Nostra Signora delle Grazie a Chiavari. Risorse, personale e riorganizzazione ospedaliera. Il futuro dell'ASL 4 Chiavarese questa sera in diretta TV. Affronteremo dubbi e novità con l'assessore regionale alla salute Sonia Viale. Portofino conta i giorni in vista della riapertura della strada. Grande attesa fra gli abitanti e i commercianti. I portofinesi sono pronti a tornare nelle loro case. Archiviato il pareggio con il Siena, la Virtus Entella già proiettata al prossimo impegno di campionato. Martedì arriva la Lucchese. Al Comunale chiesto il sostegno di tutti i tifosi, gradinata a €1. Buongiorno ai telespettatori di Tiguglio Oggi. Nel giorno in cui la Chiesa fa memoria dell'Annunciazione dell'Angelo a Maria, Papa Francesco ha celebrato la messa nella Casa Santa all'interno del Santuario Mariano di Loreto. Al termine della messa ha firmato l'esortazione apostolica post-sinodale Christus Vivit, che sarà pubblicata in seguito. Circa 10.000 fedeli hanno atteso il Papa fuori dal santuario. Qui Francesco ha pronunciato un discorso rivolto soprattutto ai giovani, agli ammalati e alle famiglie. Sentiamo. Avvenga di me secondo la tua parola. Le parole di Maria sono tornate a risuonare nella Casa Santa, dove Papa Francesco ha celebrato la messa. È il primo pontefice a farlo da 162 anni ad oggi. L'ultimo fu Pio IX nel 1957. Fuori nel santuario lo accompagnano molti malati che il Papa saluterà. All'esterno della basilica circa 10.000 persone. Sempre nella Santa Casa, sull'altare dinanzi all'immagine della Madonna Nera, il Papa ha firmato l'esortazione apostolica post-sinodale in forma di lettera ai giovani, a suggello del Sinodo che si è tenuto in Vaticano nell'ottobre scorso. Un evento storico, come è stato definito da molti, ma anche una conferma del legame fra i giovani e il Santuario Mariano di Loreto. Dopo la firma dell'esortazione ha suggellato questo intenso momento donando alla Madonna una rosa d'oro che ha posto sull'altare della Santa Casa. All'esterno del santuario di Loreto Francesco ha parlato ai giovani, esortandoli a percorrere il cammino della pace e della fraternità, alle famiglie, considerate santuari dell'amore, e ai malati, rassicurandoli che la Vergine porta a tutti la misericordia del Signore. Poi ha citato il titolo dell'esortazione post-sinodale, Christus Vivit, Cristo vive. È sempre Dio che prende l'iniziativa di chiamare la sua sequela. È Dio che prende l'iniziativa. Lui va primo sempre. Lui va primo, lui fa strada nella nostra vita. Occorre essere pronti e disponibili a ascoltare ed accogliere la voce di Dio che non si riconosce nel frastuono e nell'agitazione. Il suo disegno sulla nostra vita personale e sociale non si percepisce rimanendo in superficie, ma scendendo a un livello più profondo, dove agiscono le forze morali e spirituali. È lì che Maria invita i giovani a scendere e a sintonizzarsi con l'azione di Dio. Nella terza domenica di Quaresima, prima della preghiera mariana dell'Angelus, Papa Francesco ha commentato il Vangelo di Luca, soffermandosi sulla misericordia di Dio e sull'urgenza della conversione dell'uomo. Sentiamo le sue parole. Non abusiamo della misericordia di Dio, il tempo della conversione non è infinito. Così Papa Francesco prima dell'Angelus commentando la parabola del fico sterile. La pianta che non produce frutto e che il vignaiolo convince il padrone a non tagliare è simbolo dell'umanità indifferente e arida di quanti vivono adagiati nelle proprie comodità, incapaci di volgere lo sguardo e il cuore a quanti si trovano in condizioni di sofferenza. Nonostante la sterilità che a volte segna la nostra esistenza, Dio ci offre la possibilità di cambiare, ma la dilazione implorata e concessa nel testo indica anche l'urgenza della conversione. Il pontefice invita quindi tutti a vivere l'oggi senza illudersi di avere un tempo infinito per abbracciare la fede, senza rimandare sempre le scelte fondamentali. Noi possiamo fare grande affidamento sulla misericordia di Dio, ma senza abusarne. Non dobbiamo giustificare la pigrizia spirituale,
ma accrescere il nostro impegno a corrispondere prontamente a questa misericordia con sincerità di cuore. E dopo la recita della preghiera mariana, il primo pensiero di Francesco è andato al Nicaragua, attraversato da una profonda crisi sociale, politica ed economica che sta mettendo in ginocchio la popolazione e che ormai dura da circa un anno. Accompagno con la preghiera l'iniziativa e incoraggio le parti a trovare al più presto una soluzione pacifica per il bene di tutti. Queste le sue parole che possiamo leggere anche sul sito di Vatican News. Il Papa ha guardato anche all'Africa, pregando soprattutto per la Nigeria e il Mali, segnati da nuovi terribili attentati. Preghiamo per le numerose vittime degli ultimi attentati disumani avvenuti in Nigeria e in Mali. Il Signore accolga queste vittime, guarisca i feriti, consoli i familiari e converta i cuori crudeli. Veniamo adesso in diocesi con un momento raccolto e riservato. Questa mattina si è svolto il primo appuntamento della visita pastorale del Vescovo all'ambito di Santa Margherita Ligure, Portofino e San Michele di Pagana. Nella chiesa di San Giacomo di Corte, Monsignor Tanasini ha presieduto la Santa Messa concelebrata dai sacerdoti delle comunità coinvolte, dai religiosi e alla presenza delle religiose della città. La coincidenza con la festa dell'Annunciazione di Maria ha dato spunto al Vescovo per la sua riflessione. Questa solennità, resa ancora più intima per il fatto che si celebra nel nascondimento quotidiano, ha il gusto della primavera, non solo quella meteorologica che il Signore ci dona, ma una primavera interiore dell'umanità che trova il suo inizio nel fatto che Dio prende carne, entra tra noi. Ci aiuta in questa espressione, ha spiegato il Vescovo, la freschezza di Maria. Se raccogliamo questo clima, ha proseguito, l'inizio di questa visita pastorale vuole portare in sé questo profumo di primavera, cioè il profumo della nuova evangelizzazione, del Vangelo annunciato, come la parola fresca, bella, non oppressiva, non opprimente, ma capace di dare prospettive nuove e profonde all'uomo, capace di dare speranza e gioia. Il Vescovo ha affidato a Maria il suo cammino nel Tigullio occidentale, auspicando che non si materializzi solo con un impegno esteriore, ma ravvivi il desiderio di realizzare quel disegno che Dio ha su di noi e al quale vogliamo rispondere. Eccomi. E nel giorno della vigilia della solennità dell'Annunciazione, Monsignor Tanasini ha celebrato la messa al santuario di Nostra Signora delle Grazie a Chiavari. Da parte del pastore della diocesi l'invito alla conversione e a seguire l'esempio di Maria che ha riconosciuto e accolto il Signore nella propria vita. Vediamo. Un forte richiamo alla conversione per riscoprire nella vita di ciascuno la presenza di quel Dio che Maria ha saputo vedere e accogliere. Lo ha chiesto il Vescovo che nella vigilia della solennità dell'Annunciazione è salito al santuario di Nostra Signora delle Grazie a Chiavari per celebrare l'Eucaristia. Prendendo spunto dalle letture della domenica, Monsignor Tanasini ha affiancato la figura di Maria a quella di Mosè che riconosce il Signore nel roveto ardente. Maria ha saputo riconoscere la presenza di Dio. Ha saputo riconoscere che l'annuncio veniva da Lui, ha saputo rendersi conto che si compiva un mistero grande nella sua esistenza e si è messa a disposizione. Eccomi, sono la serva del Signore. È diventata lei stesso il roveto ardente, è diventato lei stesso il luogo della presenza di Dio nel suo Figlio che si è fatto uomo. Maria è stata capace di stringere quel legame tra Dio e gli uomini, ha commentato il Vescovo, il quale, sempre prendendo spunto dal Vangelo, ha spiegato come i fatti tragici raccontati dall'Evangelista Luca, l'uccisione da parte di Pilato di numerosi Galilei e il crollo della torre di Siloe con la morte di 18 persone, per i cristiani non sono un pretesto per sentirsi assolti a fronte di peccatori vittime di un castigo, ma un invito alla conversione che il Signore rivolge a tutti. Il Signore ci dà il tempo per convertirci. Sembra quasi di poter dire Gesù stesso chiede al Padre di darci tempo per convertirci. Il fico che non dà frutto sono io. Il Signore mi dice io ti curo ancora, ti zappo intorno, ti do quello che è necessario perché tu possa portare frutto. Non lasciare passare questo tempo inutilmente. Prendilo sul serio. Il tempo non è indefinito, bisogna decidersi.
Veniamo alla politica amministrativa. Il Consiglio Comunale di Casarza Ligure ha approvato il bilancio di previsione 2019 che chiude a 10.400.000 euro. Restano invariate le aliquote comunali, a parte la Tari che grazie alla riduzione di 10.000 euro dei costi, portato dai buoni risultati della differenziata, scenderà proporzionalmente per l'85% dei residenti. Sono stati aumentati gli stanziamenti per i servizi sociali, mantenute inalterate le tariffe per i servizi individuali come mensa e trasporto. Approvato anche il piano delle opere pubbliche che prevede lavori per oltre 5 milioni di euro. La cifra più consistente, quando arriverà il finanziamento della Regione, consentirà la messa in sicurezza del torrente Cacarello e di gran parte del centro cittadino e commerciale. Tramite un contributo regionale di oltre 450.000 euro si interverrà poi sul versante di Verici. Altre opere pubbliche messe a programma sono la riqualificazione di Piazza della Vittoria per 180.000 euro, la nuova sede della Croce Verde nel polo sociosanitario di via Annuti, e per 125.000 euro saranno previsti per la frazione di Francolano, 70.000 euro per gli asfalti e la manutenzione delle strade comunali. E la riorganizzazione della rete ospedaliera, il nodo del personale e la ripartizione delle risorse sono i temi su cui in questo periodo si riflette molto su tutto il territorio della ASL 4. Dubbi e novità questa sera in diretta TV con l'assessore regionale alla salute Sonia Viale. Di recente c'è stata l'approvazione del bilancio dell'azienda sanitaria. Facciamo il punto con Giuseppe Corticelli. Vediamo. Come sta la nostra ASL? Considerato il quadro economico generale, sta tutto sommato sufficientemente bene, anche se ci sono delle sofferenze che sono di origine generale, legate per esempio al discorso dei contratti che sono stati realizzati, del personale che è stato realizzato un anno fa, e poi della compressione delle spese di gestione che sono sempre pesanti. Considerato che nel 2011 i trasferimenti dalla Regione erano di 243 milioni e rotti, si sono ridotti quest'anno a 222 milioni, considerato che si perde 1 milione rispetto a un anno fa. C'è in ballo alcuni accordi che devono essere ancora siglati. Ma se si riferisce a un discorso sociosanitario, certamente l'ASL chiavarese dovrebbe firmare con i distretti un percorso per i servizi sociosanitari integrati che non è stato ancora firmato. Per quanto riguarda il polo ospedaliero di Chiavari non ci sono grandi novità, si parla dell'hospice che comunque si pensa di ampliare il suo servizio. Questo discorso è datato da quando siamo entrati in amministrazione e aspettiamo appunto che l'ASL provveda a completare i due posti di hospice che sono necessari per tutto il territorio nella struttura chiavarese. L'ASL 4 è oggetto di una riorganizzazione prevista in un piano che è stato approvato alcuni mesi fa. A che punto siamo? Che considerazioni si possono fare? Beh sì, è stato approvato un anno fa, quest'anno va approvato il piano di attuazione di questo piano e tra le altre cose vedo che sono previsti investimenti per 2,8 milioni per l'assunzione di personale. Io credo che in questo modo si potrebbe anche, se qualificato e di un certo livello, ridurre la mobilità passiva che è una delle croci di questo periodo. Dunque direttamente in onda questa sera a partire dalle 21:10 su Telepaciun canale 15. Oltre all'assessore Viale saranno in studio il direttore generale dell'ASL 4 Bruna Rebagliati, il presidente del Comitato Assistenza Malati Tiguglio Giancarlo Mordini, il medico di medicina generale Antonio Zampogna e in rappresentanza di CISL Funzione Pubblica e CISL Medici Anna Pianforini ed Elisabetta Tassara. Il pubblico da casa può intervenire con messaggi. La cronaca è sotto controllo ma ancora attivo l'incendio boschivo che da questa mattina sta interessando le alture di Arzeno in Val Graveglia. Sul posto 2 squadre dei vigili del fuoco di Chiavari e alcuni volontari antincendio boschivo. In azione anche un Canadair. Purtroppo a causa del terreno molto secco e del vento da nord le fiamme si stanno propagando velocemente.
E per tutta la notte di sabato 9 volontari del VAB di San Colombano e Lavagna, coordinati dai Vigili del Fuoco, hanno lottato contro le fiamme in località Cardenosa, nel comune di Rezzoaglio. L'incendio è stato dichiarato spento la mattina di domenica. Sul posto per tutta la giornata è rimasto operativo un presidio per bonificare l'area. Le fiamme hanno interessato un'ampia superficie di sottobosco. E avviso per vento di burrasca forte da nord-nord-est lo ha diramato il Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Liguria. Secondo ARPAL, dal tardo pomeriggio di oggi i venti rinforzeranno con raffiche che potranno toccare i 120 km/h. Per il mare da segnalare il moto ondoso in rapido aumento fino ad agitato o localmente molto agitato al largo. Anche per domani sono attesi venti generalmente di burrasca o burrasca forte settentrionale, ancora con locali raffiche fino a 120 km/h, in parziale calo fino a forti o di burrasca nel corso della mattinata. Il mare, inizialmente agitato al largo con possibili sconfinamenti sulla costa, sarà in lento calo già in mattinata. ARPAL segnala anche la possibilità fino alle prime ore di domani di deboli e isolate precipitazioni sul levante, più probabili sui rilievi associate ad un calo delle temperature. Andiamo a Portofino adesso. Il borgo conta i giorni in vista della riapertura della strada carrabile a 5 mesi dalla mareggiata che l'ha distrutta. Sabato 6 aprile la festa, domenica mattina alle 7 la riapertura della provinciale. Siamo andati a sentire come si vive nel borgo questa attesa. Portofino si prepara alla riapertura della strada. L'appuntamento è sabato 6 aprile, quando la festa di primavera, organizzata dal Comune con Regione Liguria e Città Metropolitana, celebrerà la riapertura della provinciale meno di 160 giorni dopo la mareggiata che l'ha distrutta. Previsto un concerto-evento in piazzetta con Mahmood, Il Volo, Elodie, Noemi, Anna Tatangelo e Mario Biondi, per celebrare un ritorno alla normalità molto atteso da portofinesi e commercianti. Ormai ci siamo e apriamo finalmente la strada, anche se in questo periodo difficile, come potete vedere, il paese ha reagito bene, siamo riusciti ad avere gente col bel tempo, è andato anche tutto sommato bene in questo periodo molto difficile. Hanno lavorato tutti con tenacia e con forza e siamo riusciti a ottenere ciò che volevamo con tempo più vicino al previsto. Come sono stati questi mesi senza strada? Durissimi. A volte mi dimentico, no? Prendo anche la Vespa e vado via. Poi arrivo là e dico fuori. Ma è stata dura, però ce l'abbiamo fatta. Sì, anche noi abbiamo fatto trasporti eccezionali col battello, di colli, cose varie, però bene, non vediamo l'ora che riapra. L'apertura della strada ai mezzi privati è stata fissata per domenica 7 aprile alle 7 del mattino. Si viaggerà a senso unico alternato. Una buona notizia anche per i turisti abituali, quelli che vivono Portofino come una seconda famiglia. Veniamo da più di 40 anni, sì. Senza la strada siamo stati un po' tagliati fuori, anche perché gli orari sono un po' limitati e poi trasportare qualsiasi cosa diventa complesso avanti e indietro dalle case e stiamo riprendendo la stagione proprio ora. E comunque resta la consapevolezza che pur nella difficoltà è sempre possibile trovare qualcosa di positivo. Portofino senza strada è tornata un po' indietro nel tempo, come dicono i portofinesi veri, perché ci si ritrovava in piazza, la sera c'era un po' più di unione, di nuovo fra di noi, nel senso che si stava più insieme, si parlava, si è parlato di più, si sono condivise un sacco di cose e siamo tornati a volerci più bene di prima, secondo me, in questo momento. Quindi questo comunque ve lo porterete dietro? Assolutamente sì, per il cuore è stata una cosa positiva. Poi, certo, è stata dura perché tanti portofinesi hanno dovuto andare via, ma sono pronti a ritornare e contano i giorni da qui al 6 aprile, al 7 aprile. Linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altre notizie e servizi di sport. Il Corriere della Sera titola centrodestra ancora avanti, ma vediamo appunto che ormai l'ex presidente, anzi l'ex generale Bardi è ora presidente della Basilicata, il primato del centro-sinistra durava da 24 anni, Tajani di Forza Italia, ora tocca anche al Piemonte, calano i 5 Stelle e loro stessi dicono siamo troppo lenti.
Cosa ci dice questo voto? Le contraddizioni di governo. E poi c'è il reportage dalle zone del Po, viaggio sul fiume con un drone, l'acqua si sta ritirando. Il caso dei ragazzi che hanno sventato l'attentato di San Donato, il caso cittadinanza, dura polemica tra Salvini e Sala sullo Ius Soli, Sala è il sindaco di Milano, e i ragazzi del bus dirottato: diventeremo carabinieri, ma uno di loro non è ancora cittadino italiano. Nessuna prova di un complotto Trump-Russia, queste sono le parole definitive nel rapporto Mueller, quindi scagionato il presidente degli Stati Uniti. Data room, flat tax e partite IVA, chi guadagna davvero? E poi veniamo alle passeggiate, una vita difficile nella Roma delle cose rotte, all'interno di Corriere della Sera, il metro bloccato, vita nella Roma delle cose rotte. Ieri a Roma si sono creati disagi un po' per le limitazioni del traffico per la domenica ecologica e la contemporanea chiusura di ben 3 stazioni centralissime della metropolitana a causa di problemi strutturali. Soprattutto si sono rotte le famose scale mobili. L'impossibilità di usare le stazioni ha inciso anche sul resto del sistema del trasporto pubblico della capitale. Vediamo altre immagini, un po' di cose rotte che non vanno nella Roma di oggi. Ma andiamo invece adesso al secolo XIX, che titola Basilicata al centrodestra, Conte, il voto regionale non minaccia il governo, il Premier dice aggiorneremo il contratto, non ci sarà una manovra bis. E andiamo invece anche ad altre notizie, lo scontro sulla legge di cittadinanza, Salvini no agli Ius Soli ma vedrò presto Rami, Sala non si confronta nemmeno con noi, l'ora di colmare quel vuoto della Costituzione è il commento di Lorenzo Cuocolo. E poi Genova-Cina si riparte da binari e dragaggi. E ancora invece parliamo della cessione possibile della Sampdoria, Samp colloqui Ferrero-Vialli, 5 giorni per la decisione Vialli. Gianluca Vialli potrebbe diventare il neopresidente della Sampdoria. Siamo sul Levante, fondazione antiusura, 14 utenti aiutati nel 2018, erogati oltre 84.000 euro, lo sportello di Via Vinelli tira le somme dell'attività, aumentano i volontari e si consolida la rete solidale del territorio. Qua ci sono anche tutti i dati riportati. E sempre dal secolo XIX, ma a Santa Margherita Ligure, raccolti 100 sacchi di rifiuti, bonificati la spiaggia e il litorale, 60 volontari, tra cui molti ragazzi, hanno risposto all'appello lanciato da Lady Martina Sport Fishing per eliminare plastica, copertoni e legna. Andiamo adesso in redazione per gli ultimi aggiornamenti con Emanuela Castello. Grazie Andrea, buongiorno a tutti. C'è stato un incidente sul lavoro, fortunatamente senza gravi conseguenze, questa mattina alla Fincantieri di Riva Trigoso. Un operaio sulla cinquantina è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna a seguito di una scarica elettrica. Il fatto è avvenuto attorno alle 10 mentre l'uomo stava lavorando. Sul posto l'automedica del servizio di emergenza sanitaria e l'ambulanza della Croce Rossa di Riva Trigoso. L'uomo è rimasto sempre cosciente e le sue condizioni non sono gravi. È stato portato in codice giallo, come detto, all'ospedale di Lavagna. È tutto, linea allo studio. Grazie, apriamo adesso la pagina dello sport con la Lega Pro per il calcio, pareggio a reti inviolati per la Virtus Entella che nella 32esima giornata del campionato ha ospitato al Comunale di Chiavari la Robur Siena. I chiavaresi hanno fatto l'impossibile sfoderando l'ennesima prova di carattere abbinata alla tecnica. Un po' di delusione al termine del match per aver incassato un solo punto. I biancocelesti tuttavia già domenica mattina hanno ripreso gli allenamenti per la prossima sfida di campionato. Martedì alle 20:30 al Comunale di Chiavari arriva la Lucchese. Sentiamo. Un buon approccio dell'Entella che ha cercato il gol fin da subito, la squadra forse un po' calata nel finale, anche se poi le occasioni ci sono state e questa sera gli episodi che erano determinanti ai fini del risultato non sono stati favorevoli all'Entella per molti motivi. Sì, 30 minuti molto buoni, un approccio giusto, diverse occasioni e quando succede così che non trovi il gol quando lo meriti non è facile poi tenere quel ritmo per tutta la partita. Ci siamo leggermente allungati dopo il 30esimo, forse spaventati anche da quell'occasione un po' casuale con la scivolata del nostro centrale. Però secondo me la squadra ha giocato in maniera importante, si vede che abbiamo un'identità, l'abbiamo voluta riconfermare oggi sul campo e non abbiamo mollato niente, non abbiamo cambiato niente rispetto al nostro atteggiamento classico, segno di grande personalità. Martedì si torna in campo, una partita molto importante, contro il Siena c'erano 2000 persone, la società propone la gradinata a €1, quanto sarà decisiva e determinante la spinta del popolo biancoceleste?
assolutamente determinante, bisogna che nonostante la giornata lavorativa i nostri tifosi vengano al comunale e sostengano l'Entella fino all'ultimo, come hanno fatto per la verità ieri, come hanno fatto a Vercelli, straordinariamente presenti e determinati. Sono battaglie, saranno battaglie dure fino all'ultimo, le squadre vengono e si chiudono, però bisogna essere determinati e andare avanti, e io sono ottimista perché ho visto un gruppo e una squadra in grande condizione fisica e mentale, e bisogna che continuino così. Veniamo alla Serie D, la 28esima giornata di campionato del Girone A va in archivio con 2 pareggi per le squadre del Tiguglio. La Lavagnese in rimonta pareggia 1-1 sul campo del Ligorna, padroni di casa in vantaggio con Chiarabini al 18esimo del primo tempo, il pareggio arrivato al 18esimo del secondo tempo grazie ad una rete di Casagrande. Pareggio 1-1 anche per il Sestri Levante che al Sivori ospitava il Milano City. I corsari in vantaggio con Croce al quinto minuto di gioco sono stati raggiunti dagli avversari al 21esimo del secondo tempo con la rete di Neto Pereira. In classifica Lavagnese a 36 punti, Sestri Levante 35. Nel prossimo turno la Lavagnese ospita la Folgore Caratese, mentre il Sestri Levante gioca in trasferta sul campo del Ligorna. E 2 giorni intensi, ricchi di eventi di sport, cultura, musica, ma soprattutto tanta vela al femminile. A Chiavari si è conclusa la 4ª Women's Sailing Cup per l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. Un weekend di sole quasi estivo ha salutato la regata. Nonostante il poco vento sono state comunque effettuate 7 prove. Salgono sul podio le Randagge al primo posto, la Women's Sailings Academy al secondo e le Bamboline al terzo posto. La Women's Sailing Cup ha visto la partecipazione di centinaia di velisti arrivate da tutta Italia per tenere fede ad una promessa, fare squadra per ricordare che è possibile rendere il mondo un luogo migliore in cui vivere, in armonia, salvaguardare l'ambiente e attraverso la raccolta fondi trovare una soluzione definitiva al cancro. E con lo sport si conclude questa edizione di Tiguglio Oggi, l'appuntamento si rinnova questa sera alle 19:15. La nostra informazione continua sul sito internet teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.